Raga, allora vi racconto cosa mi è successo oggi perché come al solito ho una delle mie. Allora, devo prendere il taxi, ho anche una certa fretta. Arriva alla fermata dei taxi questo taxi che lascia un'altra cliente e si ferma e mi domanda: dove devi andare? Come se la mia destinazione potesse determinare il fatto che lui prendesse la corsa o no. Vabbè, gli dico dove devo andare, che tra l'altro era molto vicino a casa mia. Vabbè, vieni. Salgo e gli domando: scusi, hai il post perché non ho contanti? No. Io ho fretta e gli dico: guardi, io ho solo 10 euro, spero che bastino. Mi fa: sì, bastano. Facciamo 2 metri, io gli dico: comunque nel 2022 senza posto dove andiamo? Lui comincia tutta la sua tiritera: no, guardi, se comincia così io la faccio scendere subito, eh. Io ho detto: in che senso? Lei deve fare il suo lavoro, io ho fretta, sono su questa corsa, devo andare a destinazione. Niente, si ferma in 4 frecce e mi dice: io ho accettato un'altra corsa, scenda. Io tranquillissima nel mio gli dico: guardi che lei non sa fare il suo lavoro, quindi io adesso mi prendo la targa, la segno e la segnalo. Succede spessissimo questa cosa, che io siccome dimostro meno anni di quelli che ho, pensano di potermi prendere tutti in giro. Quindi lui fa come se non mi ascoltasse, io scendo e gli faccio le foto alla macchina alla targa. Lui scende, per prima cosa comincia a dirmi: ah, io la denuncio se lei mi fa foto alla macchina. Gli dico: guardi, posso eliminare le foto qui davanti a lei, tanto la targa l'ho già memorizzata, io la segnalo comunque. Cambia completamente tono, mi dice: no, guardi, la corsa l'ho annullata, se vuole può risalire e ricominciamo la corsa, la porto dove deve andare. Io sempre tranquillissima gli dico: ma c'ho scritto scema in fronte? Lui tutto impanicato, arriva un altro taxi perché era la fermata, io salgo sull'altro taxi e questo taxi verrà segnalato. Perché da quanto ho appreso da un altro taxi, poi mi correggerete se sbaglio, nel 2022 da adesso bisogna avere il POS necessario. Lì non si trattano così i clienti, cioè se non sai fare il tuo lavoro cambiano, ma che vuol dire che io salgo, mi chiedi prima la destinazione, poi mi dici: no, guarda, se deve cominciare con le sue teorie complottiste, perché io ho chiesto se aveva il POS, può scendere qua. Si ferma dopo 2 metri e mi fa scendere, ma tutto ok? Niente, quindi segnalerò questo tassista. Mi succedono cose molto, molto divertenti in tutti i giorni. Salgo su un altro taxi e questo ragazzo carinissimo ha una figlia che mi segue. Quindi se mi guardi e tuo padre ti ha raccontato, ti saluto, adoro.